Con visibile emozione sia dei vecchi che dei cadetti si è tenuta la consegna del cappello alpino ai 103 giovani della Scuola Militare Alpina di Aosta. Una cerimonia densa di significati che si è svolta a Bassano del Grappa, città che con gli alpini ha da sempre un legame viscerale. E proprio dal Ponte Vecchio, dal Ponte degli Alpini, monumento nazionale, è partito il corteo, trainato dalla fanfara della Brigata Iulia. Teatro della suggestiva cerimonia è Piazza Garibaldi, il cuore della città che ha ospitato i 103 soldati e soldatesse del corso Pasubio III. E cari ragazzi, vi dico una cosa, anche se non ce l'avete scritto nella vostra carta d'identità, siete e sarete sempre cittadini di Bassano del Grappa. Viva gli alpini, viva Bassano e viva l'Italia. In una frase che è diventata oramai iconica, vi abbiamo donato il nostro tempo, e parlo a voi, giovani alpini, e ci avete restituito professionalità, capacità, tecnica e ardimento. Una piazza gremita perché oltre alle famiglie dei cadetti anche tantissimi bassanesi che non sono voluti mancare un appuntamento carico di speranze in questi giovani nuovi alpini. Voi dovete essere insieme a noi capaci di trasmettere quei valori, quel senso di appartenenza, quell'identità che è fondamentale. È toccante la preghiera dell'alpino accompagnata dal Signore delle Cime, recitata davanti ai giovani soldati e soldatesse sull'attenti, pronti ad affrontare nuove sfide, ad accogliere quell'eredità alpina che da sempre contraddistingue la nostra gente. Benedici e proteggi i nostri reggimenti, battaglioni, gruppi, compagnie e batterie. Così sia.